Io ormai sono portatrice, insomma, dei valori positivi, delle risorse del Polesine, ne vado fiera, per cui ho avuto davvero la possibilità oggi di dare il lustro meritato, il prestigio meritato a questa iniziativa che è di pregio sicuramente, ma vorrei soffermarmi prima di tutto su coloro che hanno deciso di prendersene cura, di organizzarla e fare in modo che in questi giorni 24, 25, 26 luglio 2026 Fratta Polesine diventi Caput Mundi. Fratta e poi di fatto tutto il Polesine, perché abbiamo spiegato che tutte le iniziative poi avverranno in diversi punti del nostro territorio polesano, Delta compreso. Quindi viaggeremo sul territorio polesano alla scoperta di questa grande passione per gli spinoni. Complimenti davvero di cuore a tutti, un grazie particolare a Diego Spolaore che mi ha permesso di conoscere questo fantastico mondo, e l'altro grazie particolare va sicuramente al sindaco Giuseppe Tasso che ospiterà poi l'iniziativa in tutto e per tutto, quindi anche nel momento di saluto delle autorità e dei discorsi che comunque in queste circostanze devono essere fatti. Grazie di cuore, un buon lavoro a tutti, ci vediamo luglio 2026. È una vetrina importantissima e che comunque viene un po' ad aggiungersi anche a tante altre manifestazioni che il Paese fa, perché abbiamo per esempio la carboneria, perché Fratta è stato sede dei primi motti carbonari 1818, poi c'è la Villa Bauer, patrimonio UNESCO, e soprattutto l'anno scorso è stato il centenario di Matteotti, della sua morte, che ha avuto una presenza importante sia di politici, giornalisti, storici e via di seguito, quindi insomma Fratta si è un po' abituata ad avere queste presenze. Però io amo sempre, e l'ho appena detto, sottolineare il fatto che bisogna che, pur avendo tanto, collabori con tutto il resto del territorio che ha attorno, perché un piccolo paese non può avere tutto, deve essere assieme agli altri. L'impegno principale è stato quello di voler portare proprio questa manifestazione di carattere mondiale qui nella nostra terra, nel nostro Veneto, sia per una questione di orgoglio, essendo Veneto, ma sia anche perché ho visto le tante potenzialità che abbiamo noi qui in Veneto, sia dal posto dove ci ospita, con tutti i monumenti che ci sono, raggruppati, se vogliamo dire, in 500 metri, che è Fratta Polesine, sia anche con tutte le nostre zone di cattura, di ripopolamento e cattura, che ci offrono questi animali veri e selvatici, a differenza di tante altre manifestazioni che vengono fatte con, ci tengo a dirlo, con selvaggina lanciata, che non hanno nulla a che vedere con quella nostra. Qui da noi si fanno veramente i titoli veri per i cani. Ci dobbiamo aspettare una grande affluenza di stranieri, che è quello che vogliamo puntare più in alto. Ci aspettiamo dei grandi soggetti portati da tutta Italia, da tutto il mondo, che ci faranno vedere sia morfologicamente che in prove in campagna la loro qualità dello spinone italiano, che è una razza per eccellenza italiana.